Ma quest'anno stiamo mettendo a terra quelle che sono le risorse previste dalla programmazione europea, i bandi legati appunto ai fondi che arrivano dall'Unione Europea negli anni 2022-2027. In particolar modo abbiamo deciso di stanziare per le aree interne, per la montagna, il 10% dei fondi strutturali europei, parliamo quindi di circa 200 milioni di euro che arriveranno a finanziamento di diversi bandi appunto dedicati esclusivamente ai territori della montagna. Oltre a queste ci sono le misure che abbiamo messo in campo in questi anni, innanzitutto per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa in montagna, oltre 25 milioni, abbiamo messo altri 25 milioni in questo triennio passato per la riduzione dell'IRAP per le attività produttive che operano in montagna. Insomma, stiamo mettendo in campo risorse che sono strutturali e che cercano di dare risposte alle attività, alle famiglie, alle lavoratrici e ai lavoratori che vogliono continuare a vivere, a lavorare e a studiare in Appennino. Ovviamente stiamo attraversando adesso una fase molto complicata che è quella legata appunto agli eventi climatici e ci aspettiamo dal governo, soprattutto perché questo è importante, la nomina del commissario e le risorse per ricostruire le oltre 800 strade che sono state tra comunali, provinciali e statali interrotte o completamente o parzialmente interrotte dai movimenti franosi. Quindi su questo chiediamo al governo con sollecitudine risposte sia per la nomina del commissario sia per le risorse che devono essere almeno superiori al miliardo per rimettere a posto le infrastrutture.